tanto prima o poi le dobbiamo incontrare tutte. Amici bellini, giornata campale, dove avevo pensato magari aspetto, faccio un video finale parlando delle nazionali, ma il calendario è interessante, sebbene è una cosa che bene o male tutti gli anni uno fa. Cominciamo. No, è importante perché io la conosco la frase che sotto ogni anno sotto ci deve essere, e voglio chi sarà il primo. Rino Punzo potrebbe essere il primo, che si è appena iscritto e può commentare. Tanto prima o poi le devi affrontare tutte, il che è una verità assoluta, che però non tiene presente dei vostri like. Perché quando voi lasciate i like esiste il discorso del quando. Ci sono delle partite che tu incontri in un momento specifico, tra cavallo tra una partita e l'altra, con le coppe per lo mezzo, oppure una squadra che ha cambiato allenatore, oppure mentre si devono salvare, quando sono già salve. Eppure anche questi discorsi, quando tu poi vai a affrontare il Genoa che è salvo, il Parma che era quasi salvo, le Stecchi, e può succedere qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, sulla carta si può commentare, ma non è che uno può dire sventoliamo il quinto. Allora mi sposto un attimo. Questa è la prima giornata. Facciamo pure che gli amici bellini di Telegram mi hanno dato delle grafiche. La prima giornata, il Napoli chiede di cominciare in trasferta come fa quasi tutti gli anni, e ci ritroviamo ad affrontare la neopromossa Sassuolo, che forse è una delle poche squadre in Serie A che conferma il proprio allenatore. Questa è un'altra di quelle cose, le devi affrontare tutte, sì, ma ci sono delle squadre che devono rodare, ci sono delle squadre che è meglio forse affrontarle prima che non dopo, quando si sono sistemate o quando hanno cambiato allenatore. Quindi non è possibile dire meglio adesso che... Insomma, si comincia con Sassuolo. La seconda giornata ci vede andare a ricevere il Cagliari, altra squadra che invece dovrebbe aver cambiato allenatore. Ci spostiamo di nuovo e la vediamo qua, da com'è bellino, SSCN24H. Allora, Sassuolo Napoli, Napoli Cagliari, Fiorentina Napoli. Credo che fosse il video della Lega Serie A, il sito che mi bloccava tutto. Insomma, Fiorentina Napoli, Napoli Pisa, Milan Napoli. Ecco la prima partita un pochino interessante. Io poi ho cercato di scrivermi delle cose in mezzo al calendario, perché tra Fiorentina Napoli e Napoli Pisa ci dovrebbe essere la prima roba Champions, però queste cose io le provo a mettere là come ipotesi, ma lo stesso fatto che ci dicono 24 agosto che si comincia, si finisce il 24 maggio, basta una pioggia, basta un episodio che fa slittare tutto, e prima che succede, perché uno non si può organizzare prima, e tutta una serie di cose con calma. Quindi Milan-Napoli, vogliamo considerare anche Fiorentina-Napoli un big match. Fiorentina che adesso sembra più verso Pioli che non Vanoli, vediamo quello che succederà. Insomma, Milan-Napoli alla quinta, Napoli-Genoa. L'Inter deve prendere un Kivu per il mal di testa, ma è un mal di testa forte, quindi prendiamo un Kivu contro il mal di testa. Alla sesta, e contemporaneamente a Napoli-Genoa ci sarà Juve-Milan. Mi ero segnato anche qualche scontro direttissimo all'interno delle partite. Torino-Napoli, Napoli-Inter, Lecce-Napoli, Napoli-Como, Bologna-Napoli. Ecco, fino a qui c'è stata abbastanza alternanza tra quelle che sulla carta sono squadre dall'altra parte della classifica e tutte le sorellastre che dobbiamo affrontare. Però partendo con Bologna-Napoli, quindi all'11ª abbiamo Bologna-Napoli, abbiamo Napoli-Atalanta. Poi bisogna vedere se Juric nel frattempo è andato bene o non è andato bene, perché l'Atalanta è una sorella oppure diventa una cugina, dobbiamo capire. Poi c'è Roma-Napoli, poi ci sono gli ottavi di Coppa Italia e poi c'è Napoli-Juve. Quindi questo periodo è un periodo tosto, dove c'hai back to back una serie di squadre importanti sulla carta.
solo sulla carta. Udinese-Napoli, Napoli-Parma, Cremonese-Napoli, Napoli-Verona, ci devono spiegare Napoli-Verona, e si chiude con Lazio-Napoli, anzi al contrario, Lazio-Napoli e si chiude con Napoli-Verona. È sempre abbastanza simbolico dove sta Napoli, dove affrontiamo il Verona. L'anno scorso, prima giornata con Verona-Napoli, ha portato bene, possiamo dire alla fine che ha portato bene. Il parallelo che mi facevano gli amici bellini su Telegram è che Sassuolo-Napoli ci ricorda un 2015-2016 con il Sassuolo che vince 2-1, ma questi sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trova. Al ritorno si comincia con l'Inter. Inter-Napoli, Napoli-Sassuolo, Juve-Napoli, Napoli-Fiorentina. Qua dobbiamo capire se la Fiorentina è forte o no, e altrimenti sono due scontri vicini diretti. Genoa-Napoli, Napoli-Roma, Atalanta-Napoli, sempre il discorso dell'Atalanta, Verona-Napoli, Napoli-Torino, Napoli-Lecce, 2 in casa consecutive qua. Poi c'è Cagliari-Napoli, Napoli-Milan, Parma-Napoli, Napoli-Lazio, Napoli-Cremonese, 2 in casa vicine, Como-Napoli, Napoli-Bologna, poi c'è la finale di Coppa Italia, Pisa-Napoli e Napoli-Udinese. Napoli-Udinese, insomma, l'ultima in classifica, cioè l'ultima della giornata, si festeggia. Vi dovete calmare, ci vogliamo calmare. Oggi Mertens è stato dichiarato cittadino fammi girare, cittadino onorario, insomma, gli hanno dato la cittadinanza napoletana. Un momento molto bello, Anna Trieste in grandissima forma, lui commosso, un momento veramente toccante. E mi dispiace che poi Maggio, ho letto questa storia, insomma, che forse si è rimasto un po', ma forse 300 anni la danno anche a me, insomma mi dispiace per Cristian Maggio, però Driss ha dimostrato negli anni, insomma, di meritarsela, per aver fatto qualcosa oltre anche quello che non è il calcistico. È chiaro che parte tutto da là, perché lì si crea poi una connessione speciale, però sappiamo che è andato anche oltre, con buona pace di chi queste cose non gli piacciono e non le vuole fare, si allucca e si insulta e togliamo tutto da mezzo. Insomma, tra le varie cose, voi mi potete scrivere dei momenti del calendario sotto nei commenti, qualche sfizio, qualche cosa che magari in questo momento mi sfugge, qualche connessione particolare. Ovviamente la cronaca ci riferisce di un Osimhen che pare non sia convinto di andare all'Al-Hilal. L'Al-Hilal che ha provato ad offrire, io non lo so adesso nello specifico se il Napoli non vuole accettare meno della clausola, se Osimhen che non vuole andare in Arabia, le hanno fatto un'offerta bella sostanziosa, penso un ingaggio quasi pari a quello che prende Inzaghi, insomma siamo oltre i 25 milioni all'anno. E non lo so, la questione di Osimhen che molti mi hanno chiesto, dimmi la tua, eccetera eccetera, è molto semplice secondo me. Prima di tutto teniamo presente che la clausola parte dal 1 luglio e chiude il 15 luglio, quella è la finestra. Quindi in questo momento è chiaro che se una squadra vuole accelerare i tempi e magari se lo vuole portare al mondiale per club, è chiaro che può fare un'offerta al Napoli che non sia quella della clausola, il Napoli può accettare o meno. Pare che insomma insieme all'Al-Hilal, visto che Osimhen non è convinto, il Galatasaray sarebbe interessatissimo ad andare anche oltre quello che è il suo attuale ingaggio, fare un'offerta al Napoli. Il Napoli però a quel punto vuole e sotto questo punto di vista è anche giusto. Io sono il primo che vorrei chiudere la pratica e non sentirmi questo peso di Osimhen addosso che comunque devi pagare tu, che ha questo ingaggio spropositato e comunque non vuole giocare con te, perché tu dici te lo tieni e non vai a pigliare Gyökeres, non vai a pigliare a David, non vai a pigliare nessuno, te lo tieni e vedi che cosa fai con Conte. Ma non si può fare purtroppo, perché è uno che ha detto pubblicamente che la sua avventura a Napoli è finita, che ha fatto di tutto per andarsene, che pur di non rimanere ha preferito andare in Turchia in un campionato minore a prendere quei soldi là. Quindi non si può considerare, non si può dire te lo tieni, gli dai 10 milioni, perché si spacca tutto. E ricordiamo che quello è forse l'inizio della fine di un campionato disastroso che è quello dell'anno di 2 anni fa. Quindi non si può fare purtroppo, e sono il primo che vorrei liberarmi della pratica al più presto possibile. Però se lo vuoi prima di dove la clausola esiste,
me lo dovresti pagare di più in teoria, perché esistono gli accordi tra squadre di giocatori che sono ancora sotto contratto fino al 1 luglio e non li liberano, oppure se li vuoi liberare dammi 2 o 3 milioni di giocatori fuori contratto. A noi è ancora sotto contratto, se lo vuoi me lo devi pagare perlomeno il prezzo della clausola e non di meno, siamo nella logica. Contemporaneamente dobbiamo riflettere noi Napoli, che forse è anche il caso di accettare qualcosa in meno, e deve riflettere lui Osimhen, che forse i suoi sogni di gloria di andare in Premier e prendere gli stessi soldi che prende dalle altre parti non esistono, non sono possibili, perché evidentemente la capa fresca, la propensione agli infortuni, il suo rapporto coi social e con gli altri calciatori, atleti o tifosi non convince appieno le squadre di Premier, che non se la sentono di offrire quello che Osimhen vuole a livello di ingaggio e quello che il Napoli pretende a livello di clausola. Forse te la devi dimenticare la Premier, noi ci auguriamo che qualche squadra si svegli e punti su di te. Hai fatto un grande campionato, non è bastato, il numero di gol non è bastato, quindi nella speranza che lui si convinca che l'Arabia è una possibilità economica irrifiutabile, nella speranza che il Galatasaray fa lo sforzo e lui si convince a rimanere e ci dà tutti i soldi che dobbiamo avere, purtroppo credo che dobbiamo aspettare almeno un altro mese, perché siamo a giugno. È chiaro che c'è questa finestrella di mercato che vale per tutti, causa mondiale per club, ma non è detto che si risolva a breve tempo. Contemporaneamente noi sentiamo tutte le altre notizie di calciomercato, ma ci sarà da attendere. Io qua mi fido di ADL, dice per un mese ancora sarà difficile fare cose, probabilmente vedremo le visite di De Bruyne insieme a quelle di Marianucci, ma poco altro. Non c'è dubbio. Vedo che sono arrivate le formazioni qua. Donnarumma, Di Lorenzo, Coppola. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Giocherà centrale in difesa, Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogi, Raspadori, non l'avevano previsto, Raspadori, titolare, e quindi mentre io voglio guardarmi un pochino anche il Belgio, teniamo un occhio anche all'Italia. Ah, c'è pure il messaggio pinnato, grazie a Chiarillo, ora essere cornuti è bello, in effetti è così. Ok. Quindi aggiorniamoci, facciamoci il segno della croce, il mio commento al calendario è a catte yucatura, nel senso che non sottovalutiamo nessuno, non pensiamo che vabbè Atalanta con Juric già Serie B, quegli altri si devono organizzare, stanno smantellando la squadra. Sono il primo ad essere molto molto eccitato per la stagione che sta avvenendo, però il campionato è molto lungo. Il campionato è lungo e sarà lungo, duro, difficile. Dobbiamo intervenire sul mercato pesantemente, senza essere ottimisti. Devi pensare che va tutto male e devi essere pronto al momento in cui c'è stato l'infortunio. Abbiamo già la soluzione senza doverci inventare niente. Ci sarà da divertirsi. Ci sarà da divertirsi sicuramente, ma se voi cancellate per esempio la stagione di Juric dell'anno scorso, Juric era una soluzione logica all'Atalanta nel post Gasperini. Se cancellate quella là, io pure credo che si sia bruciato, come poteva essere una soluzione logica Motta all'Inter, ma la puzza di bruciato è rimasta e quindi si sono affidati ufficialmente a Chivu, che per quanto è bello la narrazione, Inzaghi era il dio sceso in terra e adesso gli fanno le pulci degli errori che ha fatto, mentre Chivu è il cavaliere nerazzurro che senza paura va ad affrontare tutte le difficoltà, mentre aveva detto io rimango a Parma, perché a parole è facile ma io rimango... Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, state tuned perché potrebbe uscire iscrivetevi con il like finale, perché potrebbe uscire un contenuto a livello di nazionali improvviso da cellulare e quindi voi dovete essere pronti.